La fiaccola olimpica ha fatto il suo ingresso trionfale in Friuli Venezia Giulia e l'emozione è tangibile. Lo sport ha la capacità, fin dai tempi antichi, di emozionare e addirittura, come nel caso delle Olimpiadi, di sospendere le guerre. Speriamo che anche in epoca moderna, contemporanea, questa potenza dello sport aiuti a contribuire a creare rapporti tra i popoli migliori. La fiaccola è una meravigliosa opportunità di rendere italiano pienamente questo messaggio olimpico. Ci sono 2 regioni e 2 province autonome che ospitano, ma di fatto è tutta l'Italia che deve sentirsi parte, e la fiaccola è anche questo: 12.000 chilometri, 10.000 untedopoli, è una macchina organizzativa straordinaria. Si prepara ad accoglierla Udine, pronta a una giornata di festa, ma anche riflessione. E poi si conclude domani con Udine che in definitiva sarà una festa, e quindi è una bellissima iniziativa e molto importante per la città di Udine. Beh, insomma, è un percorso simbolico che però racchiude anche lì quel valore importante dello sport, quella grande emozione di sfidarsi con il mondo sportivo mondiale, quindi insomma sarà una bella storia anche per la città. È difficile nascondere l'emozione di chi sarà tedoforo e dovrà scortarla per un tratto di strada. L'emozione è tanta, l'emozione di portarla nella mia città, vicino alle persone che conosco, gli ideali che porta questa fiamma e l'etica dello sport che c'è dietro, sono tutti i valori per cui io credo sia giusto lottare, sia giusto che come CONI FIVG essere vicino alle nostre società, quindi domani sarà un momento di festa, questa fiaccola che illuminerà la nostra città. Sarò in via della Vittoria al 117, quindi lì sarà la mia parte, prima poi entrare in via Mercato Vecchio.